Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti a Il Segno, appunti di grafologia. Oggi parliamo della scrittura in corsivo. La scrittura in corsivo è encefalogramma dell'anima. La grafologia promuove la scrittura a mano e soprattutto promuove la scrittura in corsivo. È vero che bisogna saper scrivere per la rete, per gli algoritmi, per la condivisione, per i motori di ricerca, per le macchine, ma non dobbiamo perdere l'uso della scrittura a mano. E dobbiamo scrivere a mano e per la carta, che resta da sempre la migliore tecnologia. Le macchine sono state inventate dall'uomo, ma non dobbiamo lasciare prendere il sopravvento alle macchine sulla vita dell'uomo. E soprattutto non dobbiamo perdere l'uso della scrittura in corsivo, che la scienza della grafologia promuove. E deve essere promossa da tutti e non deve essere esclusa come accade in alcuni paesi del mondo. Basti pensare che la Finlandia ha tolto la scrittura in corsivo completamente da ogni tipo di scuola. E basti pensare che anche in America l'85% delle persone non scrivono più in corsivo, dando vita una volta all'anno, nel mese di febbraio o di marzo, alla giornata vintage della scrittura. La scrittura è un grandissimo patrimonio e non dobbiamo perderla, mai. Il corsivo accende l'intelligenza, favorisce lo sviluppo neurologico, stimola l'attenzione e la concentrazione, incrementa la capacità di lettura e di calcolo, accresce il pensiero critico, migliora l'apprendimento e incentiva le motivazioni allo studio, permette l'espressione di sé, incoraggiando l'originalità e la creatività e l'immaginazione, affina la capacità comunicativa e relazionale, eleva l'autostima e la fiducia in se stessi, rende sicuri, liberi e autonomi. La scrittura quindi che cos'è? La scrittura è libertà. Nessun incartamento con le parole e l'odore di inchiostro in quel momento. La scrittura è libertà. La scrittura è verità. Qualunque cosa scriviamo, non si possono dire bugie alla carta e all'inchiostro. La scrittura è bellezza. Ciò che si scrive germoglia come una pianta, cresce, si ramifica e diventa più bella. La scrittura è sogno. La carta trattiene tutto ciò che abbiamo scritto e resterà sempre accanto. La mano si esprime per noi. La scrittura è fantasia, i sogni che diventano realtà, in tratti di inchiostro capaci di far sorridere. La scrittura è realtà, perché ogni cosa che tocchiamo, vediamo, troviamo, sentiamo e annusiamo è la nostra realtà, la nostra vista, il nostro olfatto, il nostro tatto, il nostro udito e il nostro gusto. La scrittura è musica, la musica è libertà, è bellezza, è fuori dagli schemi e la scrittura è la musica della penna e della carta. La scrittura è vita, perché la carta, le penne, gli inchiostri diventano vita della nostra realtà. A conclusione di questo cammino e in queste 10 puntate voglio salutarvi augurando a tutti noi di non abbandonare la scrittura a mano e soprattutto la scrittura in corsivo. Allora non perdiamo la possibilità di esprimere i nostri sogni, anche i nostri gesti, i nostri desideri, i nostri pensieri su quel foglio di carta che è un mare bianco, perché raccoglie tutto ciò che è dentro di noi e tutto ciò che è dentro di noi resterà per sempre impresso in un gramma scritturale, anche perché voglio ricordarvi che le matite hanno le gomme. Arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.